Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. È morto l'albanese di 27 anni, rimasto gravemente ferito nella sparatoria di Nesima venerdì scorso a Catania. 5 le persone coinvolte nella lite poi degenerata. Bandi pilotati all'ospedale Papardo di Messina con le accuse di tentata concussione e corruzione. Arrestati l'ex deputato regionale Antonio Catalfamo e il dirigente medico Francesca Paratore. Caro voli senza freni, il garante dei prezzi convoca al Ministero le compagnie aeree. Intanto l'aumento delle tariffe non ferma i vacanzieri di luglio, le località di mare tra le preferite. Dopo il record di sbarchi dei giorni scorsi, torna a respirare l'hotspot di Lampedusa. Domani sull'isola il ministro dell'Interno Piantedosi. La leggenda del basket è Michael Jordan a Catania, il fuoriclasse statunitense sbarcato a Fontanarossa con il suo jet privato personalizzato per poi dirigersi a Sciacca per il Google Camp. Buonasera, benvenuti a questa edizione. È morto il giovane albanese rimasto ferito nella sparatoria avvenuta a Nesima venerdì scorso. Gli inquirenti sono alla ricerca di altre 2 persone coinvolte assieme alle 3 già individuate nella lite. Sentiamo Adelaide Barbagallo. È morto l'albanese di 27 anni coinvolto nella lite sfociata in una sparatoria all'interno di un'abitazione di proprietà dell'Istituto Case Popolari nel quartiere Nesima a Catania. Ricoverato in terapia intensiva nel reparto del Garibaldi Centro, le sue condizioni erano apparse subito disperate ai medici, da non poter nemmeno intervenire per estrarre chirurgicamente la pallottola che lo aveva raggiunto alla testa. Una seconda lo aveva ferito al collo. Si aggrava così la posizione dell'uomo, che si è costituito spontaneamente alla polizia sabato scorso. Si trova in stato di fermo e adesso per lui il reato ipotizzato è di omicidio. Sarebbe l'autore dei colpi di pistola che, oltre a raggiungere il giovane albanese, hanno anche ferito ad una clavicola un italiano di 43 anni ricoverato in ortopedia al Cannizzaro di Catania. Per salvarsi si è lanciato dal balcone e si è fratturato un piede. Intanto emergono altri elementi. Non 3 ma 5 sarebbero state le persone coinvolte nell'animata discussione. Gli agenti della squadra mobile stanno cercando dunque le altre 2. Sarebbero vicine all'uomo con piccoli precedenti penali, che era stato identificato grazie anche alla testimonianza del ferito ricoverato al Cannizzaro e che, sentendosi braccato, ha deciso di consegnarsi. Agli investigatori ha detto che il luogo dove è avvenuta la sparatoria era assolutamente casuale. L'assegnataria della casa è morta nel 2018 e da allora l'abitazione sarebbe rimasta chiusa. Dunque, secondo il racconto del fermato, la lite tra lui e l'italiano giunto sul posto con l'albanese non sarebbe scoppiata per motivi legati all'occupazione abusiva dell'appartamento, ma per questioni economiche relative a piccoli lavori. Una vicenda che appare ancora con tanti lati oscuri. L'individuazione delle altre 2 persone e le indagini della polizia, coordinate dal PM Martina Bonfiglio, potranno aggiungere tasselli interessanti per chiarire dinamica e movente. Un uomo si è arreso alla polizia dopo essersi barricato in casa per ore in via Verga a Marsala, minacciando di sparare dal balcone con un fucile. L'uomo ha anche tentato la fuga da una botola, ma è stato bloccato dagli agenti nella tromba delle scale dell'edificio. Oltre ai vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della squadra mobile di Trapani, sono intervenute anche le squadre speciali arrivate da Palermo. Un ex deputato regionale e una dirigente dell'azienda ospedaliera sono stati arrestati a Messina nell'ambito dell'inchiesta su bandi di gara pilotati e concorsi all'ospedale Papardo. Ci dice tutto Francesco Triolo. Tentata concussione e corruzione nelle assunzioni all'ospedale Papardo, queste le accuse di cui devono rispondere l'ex deputato regionale di Fratelli d'Italia e Lega, transitato di recente a Forza Italia Antonio Catalfamo, ed una dirigente medico della stessa azienda sanitaria, Francesca Paratore, che dal 2021 dirige l'unità di ricerca sanitaria, finiti oggi entrambi ai domiciliari. Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza hanno preso il via da alcuni controlli effettuati su una serie di procedure di gara riguardanti l'azienda Papardo di Messina che, secondo l'accusa, sarebbero state
state condizionate. Le fiamme gialle hanno ricostruito una sorta di strumentalizzazione della struttura sanitaria a fini politici, con particolare riferimento alle elezioni amministrative della città di Messina e alle regionali del 2022. Le indagini coordinate dal sostituto procuratore Marco Accolla hanno consentito di accertare come, in virtù di un rapporto personale tra l'ex deputata e la dirigente, è stato tentato di agevolare persone a loro vicine, imponendo l'assunzione delle ditte private che si aggiudicavano gli appalti relativi a servizi di pulizia e sanificazione nella struttura ospedaliera, ovvero avvantaggiandoli nella partecipazione a concorsi pubblici e nella predisposizione da parte delle aziende ospedaliere di bandi di gara ad hoc. Una bambina di 4 anni è caduta dal balcone al secondo piano della sua abitazione in via Castelvetrano a Mazara del Vallo. Le sue condizioni sono subito apparse gravissime, ha riportato la frattura cranica e altre complicazioni ed ora è in prognosi riservata. Secondo il racconto dei vicini di casa, pare che anche la sorellina di 2 anni fosse sul punto di cadere quando è intervenuto il fratello 14enne, che l'ha fermata in tempo con l'aiuto del padre che era presente nell'appartamento. Parliamo adesso di Caro Voli. Il garante dei prezzi ha convocato per domani i rappresentanti delle principali compagnie aeree per capire se c'è qualche forma di speculazione, sotto accusa in particolare le tratte nazionali che quest'anno registrano i maggiori rincari. Emanuela Corsi. Quanto abbiamo speso per venire da Milano? 350 euro circa, andata e ritorno. Ancora vacanze con prezzi dei biglietti aerei alle stelle, soprattutto per le tratte nazionali che secondo l'Istat hanno subito un rincaro del 43,2% nella prima parte dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2022. Venire in Sicilia da Milano per molti è un vero e proprio salasso, soprattutto per chi viaggia con la famiglia. Andata e ritorno 2 persone 400 euro. 120 euro. Intorno ai 200 euro. A persona? Sì. Quindi insomma una cifra importante. E come no? Non va meglio a chi invece viene dalla capitale. La tratta Roma-Catania e viceversa continua a segnare prezzi esorbitanti. Circa 400 euro. Venendo da? Andata e ritorno però, da Roma. Il problema del caro voli, che fino a pochi mesi fa era ad esclusivo appannaggio della Sicilia, ora si estende a tutto il resto d'Italia e finisce sotto la lente di ingrandimento di Mister Prezzi, che vuole vederci chiaro dopo aver monitorato da tempo la situazione. Il garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo, su indicazione del ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha convocato infatti per domani i rappresentanti delle principali compagnie aeree che operano voli nelle tratte nazionali interessate dai maggiori rincari, per capire se c'è qualche forma di speculazione, soprattutto in un momento in cui il prezzo del carburante è sceso. A viaggiare in questo periodo non ci sono solo vacanzieri, ma anche studenti e lavoratori che fanno rientro a casa. I più fortunati sono riusciti, prenotando con largo anticipo, a trovare qualche offerta, ormai sempre più rara anche con le compagnie low cost. Abbastanza economico, sì. Hai prenotato con largo anticipo? No, ho prenotato ad inizio giugno, se non sbaglio. Andata e ritorno 44 euro. Pochissimo. Sì, preso con largo anticipo. Quando l'hai prenotato? L'anno scorso? No, 2 mesi prima. 78 euro in totale. Anche le tratte internazionali non sono economiche, come ci racconta questo passeggero che viene da Londra con il figlio. Il volo era prenotato da qualche anno, poi ho fatto delle aggiunte, insomma più di 1.000 euro. Alcuni voli, come quelli per la Sicilia, arrivano a raggiungere in determinati periodi dell'anno i prezzi dei biglietti per gli Stati Uniti. È la denuncia del Codacons, che ha chiesto di partecipare alla riunione di domani con le compagnie aeree. Ma nonostante il caro voli, la Sicilia continua ad attrarre turisti e le località di mare sono le mete preferite. Luglio col bene che ti voglio, vedrai non finirai. È arrivato luglio ed è già tempo di vacanze. Anche se sono sempre di più le persone che scelgono di anticipare le tanto agognate ferie a giugno, luglio resta uno dei mesi preferiti per partire. Secondo Coldiretti, infatti, sono più di 15 milioni gli italiani che partiranno per le vacanze, con un aumento dell'1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ma quali sono le mete preferite di quest'estate? Lo abbiamo chiesto ai catanesi. Quest'anno facciamo 3 giorni a Portopalo e poi non lo so, dei piccoli weekend. Le vacanze 2023 registrano una netta preferenza per località nazionali. Tra le mete preferite anche quest'anno c'è la Sicilia, scelta anche da chi è già in ferie. Io sono in vacanza, sono di Milano, sono arrivata l'altro ieri e vado via il 7 luglio. 4 giorni, sì, va bene. Da dove viene? Da Roma. Quest'anno dove si va in vacanza?
Quest'anno andremo in vacanza come sempre alla nostra casa a Malarecanati. Però qua in Sicilia. Andrò tipo a Palermo, a Siracusa. No, nessuna parte, si rimane in Sicilia. Sempre qua. In vacanza mi sa che restiamo qua, nella nostra isola. Tutti i posti sono belli perché la Sicilia è bella. Si va in ferie a Favignana. Con gli amici, fidanzata? Fidanzata. Tra coloro che viaggiano c'è anche chi ha deciso di trascorrere una vacanza all'estero. Andremo a Santorini, 15 luglio. Las Vegas. Non tutti hanno ancora le idee chiare e devono ancora decidere. Le parti della Toscana, il Trento, non lo so ancora. Pensavo di fare una crociera, però siamo in attesa. Non lo so, dobbiamo ancora organizzarci con i miei amici. Pensiamo a un viaggetto fuori, all'estero. Non manca anche chi resterà a casa. A casa, a Lebrino. Con chi? Con la moglie. A casa. Non si parte? No, troppe spese. In vacanza quest'anno niente, lavoro soltanto. Da nessuna parte perché la mia compagna è in gravidanza, quindi già l'abbiamo fatto. Ferie no. Quindi si lavora? Sì. Tra chi parte c'è anche chi sceglie di fare un pellegrinaggio. Abbiamo un progetto di andare una settimana a luglio, andremo a Lourdes. Non lo so se posso andare a Medjugorje a settembre. Perché d'estate la fede non va in vacanza. E gli sbarchi concedono una tregua a Lampedusa, si svuota con i trasferimenti il centro gestito dalla Croce Rossa e domani sull'isola arriva il ministro dell'Interno Piantedosi. Vediamo il servizio. Dopo gli sbarchi a raffica che hanno visto rapidamente l'hotspot di Lampedusa ospitare 3.306 migranti, un numero ben superiore alla capienza che sarebbe di circa 400 persone, oggi la struttura di primissima accoglienza si presenta così. I trasferimenti in altre località con navi e traghetti si sono susseguiti e hanno restituito un clima di ordinaria gestione dell'hotspot. Siamo rientrati sull'ordinario con dei numeri intorno alle 500 unità e quindi si prosegue con le attività del centro e con i servizi che stiamo erogando all'interno. Le condizioni meteo marine non fanno prevedere nuovi sbarchi, dunque domani il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in visita a Lampedusa con la commissaria dell'Unione Europea agli affari interni Ylva Johansson non troverà l'hotspot super affollato e in emergenza. Lo scenario sarà esattamente quello che vi stiamo mostrando. Con la gestione della Croce Rossa e la nuova organizzazione che consente il trasferimento di 2.500 migranti in 36 ore è avvenuto un cambio di passo. Abbiamo prestato loro le prime misure di protezione, quindi abbiamo fornito loro accoglienza materiale, la possibilità di contattare i propri familiari, la possibilità di ricevere assistenza sanitaria e anche le informazioni per poter poi proseguire nel percorso che intraprenderanno in Italia. Ma occorre prepararsi a nuovi importanti arrivi. Ci stiamo preparando con la pianificazione, quindi pronti a mettere in campo tutte le misure possibili che sono quelle del sistema di emergenza per rispondere comunque a un'accoglienza dignitosa per tutti e a fornire il dovuto supporto a tutte le persone. Va meglio anche sul fronte dei rifiuti, i cui costi di smaltimento in discarica erano lievitati enormemente. Nell'hotspot è partita da poco la raccolta differenziata. Anche questa novità troverà Piantedosi, il cui ministero aveva concesso a novembre un contributo straordinario al comune di circa 800.000 euro, soldi destinati proprio a quest'altro tipo di emergenza. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo. Eccoci di nuovo in studio. Prescritto il reato di truffa in concorso per l'ex leader di Confindustria Sicilia Antonello Montante, per l'ex assessore regionale all'industria Linda Vancheri e per l'imprenditore di Gela Carmelo Turco. Cade anche l'accusa di simulazione di reato contestata a Carlo Larrotonda ed il favoreggiamento per Andrea e Salvatore Calì. L'ha annunciato stamattina il presidente del Tribunale di Caltanissetta, Francesco D'Arrigo, nel corso dell'udienza del maxi processo sul cosiddetto sistema Montante che si celebra nei confronti di 30 imputati. Il cimitero di Siracusa in stato di degrado con le lapidi ricoperte di erba, una situazione inaccettabile, dicono i visitatori che chiedono più decoro per i defunti. Ci racconta tutto Francesco Aloi. Io vedo e qua c'è la desolazione direttamente. È l'atmosfera che si respira al cimitero di Siracusa, qui l'erba la fa da padrone, una situazione che fa storcere il naso a molti. È in completo stato di abbandono, una vera vergogna. È un vero schifo. Si dovrebbe, almeno ai nostri defunti,
di sistemarli come si deve. C'è poco rispetto per i defunti, ci dicono, ma la vegetazione spontanea spunta anche dall'asfalto. Quello che vediamo è il totale abbandono. E dei viali che ho attraversato per andare a trovare i miei cari defunti ci sono cespugli alti quasi a dimensione di uomo. Questo anzi ha spazio, ma se lei percorresse quello parallelo si renderebbe conto che proprio i cespugli sono all'altezza umana, quindi il degrado, la sporcizia. Continuiamo il nostro cammino ed arriviamo qui, lapidi e croci sommerse dall'erba. E tutta questa erba proprio è un disastro proprio. Da quanto tempo è così? Sì, da molto tempo, perché non fanno niente, non si muovono niente, per niente. È una vergogna proprio, una vergogna. Qui addirittura c'è una grossa pianta di cappero, ma troviamo anche il fico, vegetazione tipica di una campagna, non del cimitero. Segnate dall'incuria anche le lapidi dei siracusani illustri. Pensavo ad altri cimiteri che si vedono alla televisione o in altri posti, dove l'erba è tutta rasata, dove è tutto pulito e messo in ordine. E invece qui è tutto un disastro, tutto un abbandono. Da Palazzo Vermexio comunque assicurano che i lavori di diserbo partiranno a breve. Nuovi lavori di scarificazione e rifacimento della pavimentazione in asfalto inizieranno mercoledì prossimo, il 5 luglio, lungo la circonvallazione di Catania, dissestata in diverse parti per l'usura e per il traffico veicolare. Il cantiere interesserà il tratto dalla rotatoria di Nesima fino a quella di San Nulla in direzione Ognina, con circa 5 giorni lavorativi di interventi, a seguire il tratto che va dalla rotatoria di San Nullo fino a Viale Fleming e da qui al Tondo Gioeni. I lavori dovrebbero concludersi il 14 luglio. E siamo adesso agli spettacoli, una serenata improvvisata che ha fatto il giro del web quando a sedersi su una scalinata con il chitarrista di fiducia è stato il cantante Blanco. Il momento diventa virale sui social. Vediamo il servizio. Sono diventato matto, paura di quello che fa. Palermo, piazza Pretoria, telefonini dei fan puntati sulla scalinata, una chitarra e una voce che spezza il silenzio della notte siciliana. Lui è Blanco e a sorpresa, dopo il concerto live del Foro Italico, ha raggiunto i 4 canti e ha cominciato a cantare il brano La mia famiglia. In piazza Pretoria Blanco ha girato il videoclip di una delle sue serenate che promuovono l'ultimo disco Innamorato. Lo stesso format lo ha seguito anche a Venezia, dove ha cantato in gondola, a Firenze e a Napoli. Tocca muore e sono diventato matto, paura di quello che faccio. Blanco è uno dei cantanti più amati dalla generazione Z, di cui lui stesso fa parte. 20 anni, una vittoria al Festival di Sanremo in coppia con Mahmood, concerti sold out e record di vendite. I suoi calci e le rose sul palco di Sanremo hanno fatto discutere per mesi. Ai fan palermitani della pagina Instagram Blanco Supporter ha chiesto consigli su dove andare a mangiare. Posto buono dove mangiare? Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo con altre notizie. Michael Jordan, considerato da molti il più grande giocatore di basket di tutti i tempi, è arrivato stamattina, poco dopo le 13, all'aeroporto di Catania. In queste immagini vediamo il fuoriclasse che stringe la mano a Nico Torrisi, amministratore delegato della SAC, poi si è fermato per qualche fotoricordo. Quindi il 60enne statunitense ha lasciato Catania perché è atteso al Google Camp, che anche quest'anno si terrà a Sciacca e che abitualmente prevede la presenza di numerosi personaggi di fama planetaria. Jordan era a bordo di un vistoso jet privato personalizzato con le sue iniziali e con i numeri 23 e 6, ovvero lo storico numero di maglia e i titoli vinti nel campionato NBA con i Chicago Bulls.
A Messina si è conclusa la 4 giorni di gare del torneo internazionale di beach volley del Pro Tour. Ottimi risultati per la nazionale azzurra che conquista un oro e un argento nella femminile ed un terzo posto nel tabellone maschile. Francesco Triolo. Un successo di pubblico, di entusiasmo ed anche di risultati. La 4 giorni di beach volley internazionale vissuta sui campi allestiti nello scenario unico di Piazza Duomo a Messina ha visto trionfare anche l'azzurro con la medaglia d'oro per la coppia della nazionale italiana composta da Margherita Bianchin e Claudia Scampoli. Nel maschile invece hanno vinto gli argentini Amieva ed Aveiro. Sotto il profilo sportivo, oltre alla medaglia d'oro, la spedizione azzurra incassa anche il secondo posto del tabellone femminile con Reka Orsi-Tot e Giada Bianchi ed il terzo posto per la coppia dal corso Viscovic per il tabellone maschile. Arrivati questi ad un passo dalla finale e superati per 2-7-0 dai polacchi Szekser e Petuskin, stesso risultato con cui si fermano ad un passo alla finalissima anche Benzi e Bonifazzi, sconfitti dagli argentini Amieva e Aveiro, poi vincitori del torneo al termine di una seguitissima e tirata finale conclusa 2-7-1. Bellissima anche la finale femminile tutta italiana portata a casa dalla coppia Bianchin-Scampoli con il finale di 2-0. Le finali andate in scena ieri pomeriggio hanno concluso un appuntamento di altissimo livello tecnico che ha registrato numeri importanti anche in termini di affluenze e grandi apprezzamenti da parte delle varie delegazioni provenienti da ben 27 nazioni differenti. Un grande risultato per la tappa siciliana del circuito internazionale organizzato dalla Confederazione Europea di Pallavolo e tanta soddisfazione anche da parte degli organizzatori dell'evento messinese, entusiasti per il successo ottenuto sia sotto il profilo organizzativo che dal punto di vista della partecipazione da parte del pubblico, che ha apprezzato e seguito con grande entusiasmo e passione le 4 giornate di gara. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.